Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. L'esercito di Israele sequestra la nave umanitaria che era partita da Catania diretta alla striscia di Gaza. L'equipaggio, tra cui anche l'attivista Greta Thunberg, lancia un appello sui social. Siamo stati rapiti. Ha provato a scappare Mary Bonanno, la donna uccisa dal marito a Castelvetrano, ma l'uomo l'ha raggiunta e finita nell'androne delle Scale. Poi si è suicidato mercoledì, una fiaccolata in sua memoria. E di nuovo allarme sicurezza al quartiere Ballarò di Palermo dopo la rissa notturna finita col ferimento di un giovane straniero. Irrompe il caldo, temperature roventi in Sicilia. Il prossimo weekend si annuncia ancora più torrido, l'allarme dei vigili del fuoco. Si avvicinano gli esami di maturità. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di indovinare le tracce della prima prova. A Mazara del Vallo, dove c'è una folta comunità di tunisini, è stata eletta in consiglio comunale Kushan, figlia di immigrati. È una vittoria delle donne tunisine, ha commentato. Calcio, ore decisive per l'ingaggio di Pippo Inzaghi al Palermo. Il tecnico deve definire l'addio al Pisa, poi si legherà al club rosanero. A Catania, atteso l'arrivo del presidente Pelligra. Erano partiti appena pochi giorni fa da Catania diretti a Gaza con un carico di viveri e aiuti umanitari. Invece l'imbarcazione con a bordo tra gli altri l'attivista Greta Thunberg è stata bloccata e sequestrata dall'esercito israeliano. Sentiamo Roberta Lunghi. Sono Greta Thunberg e sono svedese. Siamo stati intercettati e rapiti dall'esercito israeliano. Esorto tutti i miei amici, familiari e compagni a fare pressione sul governo svedese per far rilasciare me e gli altri. È il drammatico SOS lanciato via social dall'attivista Greta Thunberg, così come da tutti gli altri partiti il 1° giugno da Catania sulla Madeleine della Freedom Flotilla Coalition per portare aiuti umanitari sulla striscia di Gaza. La scelta di Catania nasceva dall'umanità e accoglienza riscontrata, ma quegli aiuti raccolti non arriveranno a destinazione per l'intervento dell'esercito di Israele. Tra i 12 sull'imbarcazione l'europarlamentare franco-palestinese Rima Hassan. L'ultima frase in diretta Telegram è proprio la sua. Ci hanno lanciato addosso dei prodotti chimici, guardate, questo è un altro crimine di guerra, bloccare una nave umanitaria è un crimine di guerra. Mentre le immagini rilanciate via social mostrano tutti con le mani alzate mentre eseguono l'ordine di gettare i telefoni in mare. Nel video diffuso nella notte dall'account X del Ministero degli Esteri israeliano, gli attivisti appaiono assieme con indosso i giubbotti di salvataggio mentre ricevono acqua e cibo. Il post accusa Greta e gli altri di avere tentato di mettere in scena una provocazione mediatica, il cui scopo era quello di ottenere pubblicità. Katz fa sapere di avere ordinato all'esercito di mostrare agli attivisti arrestati un video sull'attacco del 7 ottobre 2023. È giusto che Greta, l'antisemita, afferma, veda esattamente chi è il gruppo terroristico Hamas e quali atti atroci hanno compiuto su donne, anziani e bambini. I militari che hanno preso il controllo della nave sono arrivati al porto di Ashdod in Israele, dove ha fatto ingresso intorno alle 10. Passiamo adesso alla cronaca. Ha tentato inutilmente di fuggire la professoressa uccisa dal marito che poi si è suicidato mercoledì a Castelvetrano, fiaccolata in sua memoria. Laura Spanò. Avrebbe provato a scappare Mary Bonanno, la professoressa di 49 anni uccisa dal marito che poi si è suicidato lanciandosi dal 3° piano di una palazzina in via 4 Aprile a Castelvetrano. Un chiarimento, poi sfociato in una violenta lite, forse cercato dallo stesso Francesco Campagna con la moglie venerdì mattina, è iniziato nel garage dove lei stava prendendo l'auto per andare a scuola. Qui sarebbe stata bloccata dal marito che l'avrebbe colpita con alcune coltellate all'addome e lei ha raggiunto le scale cercando di sfuggire alla furia, ma l'uomo l'ha raggiunta e finita con una chiave inglese quando lei si trovava già nell'androne. Mary Bonanno non ha avuto scampo. Sarà comunque l'autopsia disposta dalla Procura di Marsala a stabilire le cause del decesso e la sequenza dei fatti. Nel frattempo le figlie della coppia e i parenti attraverso il loro legale chiedono rispetto per il loro dolore e di evitare la diffusione di dettagli privati. Per ricordare Mary Bonanno, vittima dell'ennesimo femminicidio, mercoledì una fiaccolata si snoderà da Piazza Escrivà fino ad arrivare al sistema delle piazze.
L'ultima rissa con l'accoltellamento di un giovane extracomunitario ha riacceso un'altra volta la spia dell'emergenza sul centro storico di Palermo. Sentiamo Marco Gullà. Le tracce di sangue a terra, tasselli di una notte di ordinaria follia. Ballarò, cuore del centro storico di Palermo, verrebbe da dire, ci risiamo. Sabato notte, nella piazza cuore pulsante del mercato e dello smercio di droga, si sono affrontate due bande. Durante la rissa, scoppiata probabilmente per questioni legate allo spaccio, sono saltate fuori le lame. Ad avere la peggio, un ragazzo che dopo essere stato ferito è scappato. Ricoverato al policlinico, non ha dato informazioni su cosa è successo. Centro storico che diventa ring, teatro di accoltellamenti e risse, residenti che non escono dopo un certo orario, commercianti che chiudono prima le loro attività. Sono talmente tanti oramai i reati consumati regolarmente, dal furto, dalla spaccata, dalla rapina, dall'aggressione, che i cittadini hanno iniziato persino a mettersi in associazione, in gruppi e a presentare degli esposti. Ma non si riesce a soddisfare le esigenze, le richieste, le necessità dei cittadini con la prevenzione, perché ciò che serve a Palermo è la prevenzione per una maggiore sicurezza e legalità. E così, se fino alle 18 il centro storico è meta di turisti e cittadini che passeggiano liberamente, in serata tutto cambia. Bande di extracomunitari diventano padrone delle strade e dei vicoli dove spacciano crack e altre droghe, importunando anche i turisti. Una parte di città che continua ad essere sottomessa a baby gang e bande di microcriminali che terrorizzano soprattutto i residenti senza che nessuno intervenga in maniera concreta. Di fatto è che il sindaco acquista una macchina blindata, quindi probabilmente un po' di paura per quanto riguarda la sua incolumità e quella degli operatori che lo circondano c'è. Quindi Palermo è una città pericolosa e in qualche modo anche insicura. Catania, un uomo, pistola in mano, ha sparato diversi colpi per esercitarsi al tiro a segno. A poca distanza dal traffico del quartiere Enesima e non distante da una Bambinopoli, gli agenti della polizia si sono precipitati per fermarlo. L'uomo, con l'arma ancora in mano, quella che vedete in questa immagine, l'ha rivolta contro di loro, ma è stato subito immobilizzato. Sequestrate la pistola, una semiautomatica calibro 9 con matricola cancellata e un pannello di cartongesso che serviva da bersaglio e presentava i fori dei proiettili in bella vista. E irrompe il caldo già da diverse ore, temperature roventi in Sicilia il prossimo weekend e si annuncia ancora più torrido l'allarme dei vigili del fuoco. Tonino De Mano. Irrompe l'anticiclone africano e l'estate fa subito sentire i suoi effetti con afa insopportabile e caldo rovente. Il weekend appena trascorso è stato soltanto l'assaggio di quel che ci attende nei prossimi giorni, quando il termometro potrebbe sfiorare i 40 gradi, naturalmente nelle ore centrali e nell'entroterra. Caldo africano che va a braccetto con gli incendi, a volte agevolati dalle tante aree incolte che favoriscono il propagarsi e l'estendersi delle fiamme. Interi quartieri di Catania, D'Anesima a Librino, per non parlare della Playa, sono in grave ritardo con lo sfalciamento e la situazione preoccupa e non poco gli stessi soccorritori. Abbiamo cominciato la campagna antincendio boschiva con mezzi ridotti perché purtroppo l'amministrazione attraverso il governo hanno stanziato meno fondi rispetto agli anni precedenti, pertanto abbiamo grossi problemi per la riparazione. Tantissima è l'erba incolta nel nostro territorio catanese, ci sono zone veramente a grosso rischio che già negli anni passati hanno creato problemi grossi e non indifferenti. Per noi soccorritori ritardare 3-4 minuti in un intervento a volte può causare una tragedia. Ricordiamo via Galermo che da gennaio è chiusa, ancora oggi non sappiamo quale sia il motivo che non sia stata riaperta. Non dobbiamo essere sempre noi soccorritori a dover rischiare quotidianamente, perché ricordiamo che la vita dei vigili del fuoco vale molto di più. Enormi cespugli sono a ridosso di abitazioni e scuole, per non parlare di questa cabina del metano praticamente circondata dalle erbacce secche, basta gettare una cicca di sigaretta per scatenare l'inferno. A proposito di incendi, ieri è stata una giornata drammatica in Sicilia. Le maggiori criticità si sono verificate nel Palermitano, esattamente a Balestrate, San Giuseppe Iato, Monreale e Misilmeri, ma le fiamme hanno fatto paura anche ad Agrigento e nel Catanese. E allora, in vista della caldissima estate che ci aspetta, quali sono le buone abitudini alimentari da seguire? Lo abbiamo chiesto al nutrizionista. Sentiamo Desiree Ferlito.
Caldo, anzi caldissimo. In una Sicilia dal clima sempre più tropicale, dove sono attesi i 40 gradi, abbiamo chiesto al professor Calabrese come affrontare le alte temperature attraverso un'alimentazione più consapevole, prestando particolarmente cura naturalmente agli anziani. Gli anziani non hanno tanto voglia di bere perché c'è proprio un problema dei centri della sete che non vengono più eccitati quando superiamo i 70 anni. Allora noi cosa dobbiamo fare? Imporci di bere non 2 litri, 3 litri, ma 4 bottigliette, cioè andiamo a quantificare quello che noi abbiamo fatto. Mantenere poi l'organismo idratato consumando anche frutta e verdura, alimenti già ricchi naturalmente di sali minerali e acqua. Ricordiamoci che la verdura va dall'85 al 90% di acqua e allo stesso la frutta, poi la frutta di stagione, sto pensando soprattutto all'anguria ma anche al melone, vanno al 95% di acqua, come le pesche vanno all'85% e le albicocche anche. Noi ogni giorno almeno 3 pasti, colazione, pranzo e cena, oppure metà mattina, metà pomeriggio e la cena, dobbiamo avere le porzioni di frutta presenti. Poche regole da seguire importanti per la salute. Un'insalatona fantasia in cui ci mettiamo magari un po' di mozzarella o un po' di tonno sott'olio sgocciolato e poi ci beviamo dell'acqua e poi prendiamo della buona frutta per poi compensare la sera, dove possiamo prendere, che so, un primo piatto con le verdure e ci mettiamo magari vicino un po' di pesce. E se da un lato esistono raccomandazioni e alimenti che possono aiutare a fronteggiare i mesi di fuoco, allo stesso modo però ci sono dei cibi a cui dovremmo fare attenzione o addirittura evitare. Se io ho molto caldo, ho molta afa e sovraccarico il mio organismo con grassi, cioè le maionesi, i salumi, bisogna stare molto attenti. E nonostante il caldo ci sono gli studenti dell'ultimo anno che devono preparare gli esami di maturità. Quali saranno le possibili tracce? Questa volta l'abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale. Veronica Barbarino. Sono circa 46.000 i giovani siciliani che affronteranno la maturità quest'anno. Mancano meno di 10 giorni alla prima prova scritta e come ogni anno impazzano i pronostici su quali saranno le tracce. Noi le abbiamo chieste all'intelligenza artificiale. Chiaramente ChatGPT non ha accesso alle scelte del Ministero, ma riesce a elaborare ipotesi credibili sulla base di dati, tendenze culturali, ricorrenze e tracce del passato. Ed ecco le previsioni dell'algoritmo. Secondo ChatGPT, per l'analisi del testo i nomi più gettonati sono Gabriele D'Annunzio, Italo Calvino ed Eugenio Montale, ma anche Camilleri per la ricorrenza dei suoi 100 anni. Per il testo argomentativo, invece, i temi potrebbero spaziare dall'intelligenza artificiale alla ricorrenza storica, come gli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Infine, per il tema d'attualità, ChatGPT punta su crisi climatica, salute mentale, parità di genere e conflitti internazionali. Nessuna previsione ovviamente può sostituire la preparazione e questi giorni per i maturandi sono un passaggio importante, personale e irripetibile. E come ricorda ChatGPT, l'esame non è un giudizio su chi siete, ma un'opportunità per dimostrare quanto valete. Con un'ordinanza cautelare, accogliendo il ricorso presentato da Lega Ambiente, il Consiglio di Giustizia Amministrativa in composizione collegiale ha emesso un'ordinanza che, riformando la valutazione del TAR di Catania del 17 aprile scorso, sospende i lavori di ampliamento del porticciolo di Catania. Secondo i giudici esistono i requisiti del fumus boni iuris, cioè del diritto da parte di chi ha presentato il ricorso e del periculum in mora per la concessione della richiesta misura cautelare della sospensione. Sempre per il CGA il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Catania appare priva di adeguata motivazione e per taluni profili finanche contraddittorio. Una turista francese di 22 anni è finita con il monopattino contro un albero nella pista ciclabile del ponte di Villa Trabia a Palermo. La giovane avrebbe perso il controllo del mezzo in discesa e si è schiantata contro l'albero riportando gravi lesioni. Ricoverata al Trauma Center e ha la prognosi riservata. A Mazara del Vallo, dove c'è una folta comunità di tunisini, è stata eletta una consigliera figlia di immigrati. L'abbiamo sentita, Adela De Barbagallo.
Il voto e la sua storia l'hanno premiata. Shushan Nuren, 50 anni, tunisina, è il nuovo consigliere comunale aggiunto di Mazara del Vallo. In una città dove è forte la presenza dei cittadini tunisini, Shushan interpreta la sua elezione come una vittoria delle donne tunisine. Ringrazio soprattutto le donne di Mazara del Vallo, perché i miei elettori principalmente sono state le donne. Sono fiera di questo risultato perché oggi abbiamo dato un segno forte che le donne immigrate di Mazara del Vallo anche loro hanno voluto dare una loro impronta. Porterò in consiglio comunale la voce degli immigrati residenti in città e mi batterò, dice, affinché ci sia il rispetto dell'uguaglianza dei diritti. Un'integrazione migliore, un'integrazione vera. Shushan Nuren è figlia di genitori immigrati dalla Tunisia. La famiglia ha gestito per alcuni anni anche un ristorante tunisino nella Casba. Sposata, madre di 2 figli e mediatrice culturale presso la questura di Trapani. Si vota fino alle 15 per i referendum abrogativi sul lavoro e cittadinanza. Il dato nazionale dell'affluenza si è fermato ieri al 22,7%. In Sicilia la prima giornata di voto si è chiusa con una percentuale ancora più bassa del 16,32%. Tra le province a guidare la classifica è stata Palermo, dove ha votato il 18,07% degli aventi diritto. A Catania la percentuale si è fermata intorno al 17%. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo più tardi per sentire il concerto degli studenti del liceo musicale Musco di Librino che si sono esibiti in ospedale. All'ospedale San Marco di Catania gli studenti del liceo musicale Musco di Librino si sono esibiti in un concerto donando a pazienti e visitatori un momento di leggerezza. Simona Mazzone. Dalle note del Te Deum passando per i capolavori di Morricone fino al rock di Nirvana, Cranberries, Queen. È stata un'insolita accoglienza per pazienti e visitatori dell'ospedale San Marco, dove gli studenti del liceo musicale dell'Istituto Angelo Musco di Librino, accompagnati da dirigenti e professori, si sono esibiti come in un teatro. Esponendomi al pubblico posso tranquillamente smaltire l'ansia. La mia professoressa sia con me che anche con gli altri miei compagni ci aiuta a fare tanti concerti, non solo qui, ma l'abbiamo fatti anche a Taormina, altre parti di Catania, anche nelle zone che non vengono considerate. Una iniziativa da subito accolta dall'azienda ospedaliera con il direttore sanitario del San Marco, Anna Rita Mattagliano, e che rappresenta il primo di una serie di appuntamenti previsti dal progetto di ufficio scolastico regionale, istituti musicali siciliani e assessorati di istruzione e salute. Far conoscere contemporaneamente la bravura dei ragazzi che frequentano i licei musicali siciliani, ma soprattutto farlo dentro i luoghi della cura, dentro i luoghi appunto della sanità, dove portare del benessere attraverso la musica può essere doppiamente significativo. Un'atmosfera che ha coinvolto tutti, persino i ricoverati nei reparti dove sono state aperte le porte e in sala d'attesa. Una cosa positiva sia per i pazienti che anche chi è in attesa, che aspetta. Veramente è una bella iniziativa perché serve anche un po' ad alleviare un po' anche a livello mentale, un po' diciamo ad allontanarsi dai propri pensieri. Mentre al San Marco si suona, Librino è protagonista 2 volte con l'approvazione in giunta del progetto esecutivo per il nuovo parco urbano lineare finanziato dal PNRR per 7 milioni di euro, con cui verrà bonificata una superficie di oltre 17.000 metri quadrati. Restiamo un po' in tema perché l'attrice Anna Valle, ex Miss Italia, ha assistito la madre che è stata operata proprio all'ospedale Cannizzaro di Catania e poi ha voluto ringraziare tutto il personale sanitario. Luca Ciliberti. Si è trovata, come tante persone che assistono i propri cari ricoverati, ad accompagnare e sostenere la madre operata e ricoverata nell'unità di senologia dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. E al reparto, davanti alle malattie, le carriere e i titoli si azzerano. Così, al termine dell'esperienza di caregiver, Anna Valle, tra le più apprezzate attrici italiane già Miss Italia, ha voluto ringraziare pubblicamente tutta l'equipe della Breast Unit per la qualità e l'umanità nell'assistenza.
trovato una realtà bellissima, oltre a una grandissima professionalità, una grandissima passione, che è la cosa per me fondamentale, cioè con la quale le persone che lavorano qui, tutto il team capitanato dalla professoressa Catalano, lavora con questa grande passione e grande empatia. Una testimonianza toccante e sentita. Chi entra in ospedale per qualsiasi problema si trova in ospedale entra affrontando qualcosa di personalmente molto impegnativo, e da questa parte abbiamo trovato il gruppo infermiere, il gruppo medici, tutte le persone che ci hanno accolto nel migliore dei modi, quasi come delle amiche e degli amici, perché ci vuole tanta energia. Io però qua l'ho trovata, è stato bellissimo. Non è la prima volta che l'attrice siciliana d'adozione vive i ritmi e le emozioni della corsia d'ospedale. Recentemente, per lavoro, nella fiction Lea ha vestito i panni di un'infermiera specializzata di un reparto di pediatria. Anche in questo caso, grazie all'aiuto di colleghi e pazienti, la protagonista è riuscita a ritrovare energie positive. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva e con l'imminente ingaggio di Inzaghi al Palermo. Tra poco. Siamo al calcio, ore decisive per l'ingaggio di Pippo Inzaghi al Palermo. Ci dice tutto Marco Gullà. La settimana appena iniziata è quella che porterà all'ufficialità di Pippo Inzaghi come allenatore del Palermo. In questi giorni è attesa la risoluzione del contratto tra il Pisa e il tecnico, ormai virtualmente nuovo allenatore dei siciliani. Tra il Pisa e Inzaghi il divorzio, comunque non sereno, è stato deciso. L'accordo con il Palermo, biennale più un terzo anno in caso di Serie A, è già raggiunto e il no di Vignato alla cessione in Sicilia come contropartita tecnica ha solo rallentato ma non complicato l'operazione. E poi sarà tempo di calciomercato. Uno dei giocatori che potrebbe essere ceduto è Vasic, che andrà via in prestito per avere più spazio. Il centrocampista ha messo il Padova, neopromosso in Serie B, in cima alla lista delle preferenze. Anche De Planche sembra aver accettato l'idea di una cessione in prestito. Per la Porta l'obiettivo dei rosanero è riprendere Audero dal Como. L'estremo difensore in Sicilia si è trovato benissimo e vorrebbe giocare da titolare anche il prossimo anno, situazione che nella squadra di Fabregas sarebbe molto complicata. Le parti devono concordare cifra e formula di un eventuale trasferimento. È il momento in cui si programma la prossima stagione. A Catania, fra l'altro, è atteso l'arrivo di Pelligra. Francesco Triolo. Sul calendario del Catania venerdì prossimo un giorno segnato col circoletto rosso, è quello in cui il presidente Rosario Pelligra sarà a Catania per definire le tante questioni in sospeso, dal budget a Torre del Grifo, ma la priorità è il tecnico toscano. A un altro anno di contratto e rimarrà. Sembra scontato invece l'addio di Daniele Faggiano. Così il club è alla ricerca di un altro direttore sportivo che potrebbe essere Renzo Castagnini, ex Brescia. Il nuovo DS avrà il compito di gestire la rosa ampia che il Catania si ritroverà con il rientro per fine prestito di 14 calciatori, tra questi Ciccerelli e Cianci, reduci dalla finale playoff persa con la Ternana, che potrebbero rimanere. Agli altri occorrerà trovare una sistemazione. Il Trapani invece guarda già all'inizio del ritiro fissato per il 15 luglio a Troina. Per quella data Totò Aronica conta di avere a disposizione una rosa più scremata rispetto ai 35 tesserati in questo momento. Un lavoro complicato ma propedeutico ai nuovi ingressi che l'allenatore ha chiesto, priorità ad un attaccante, un portiere ed un difensore centrale. I Granata stanno cercando Salvatore Pezzella, di proprietà dell'Avellino, lo scorso anno in prestito alla Cavese, e lui il primo obiettivo. La stagione del Siracusa invece si è conclusa solo ieri con la finale scudetto persa a Teramo contro il Livorno. Adesso si dovrà programmare il prossimo campionato ed a fine settimana è previsto un incontro tra il presidente Ricci, la dirigenza e il tecnico per pianificare le prime mosse. Il primo passo dovrà essere la nomina del direttore sportivo, figura che in questo momento manca tra gli azzurri. È tutto per questa edizione, ma continueremo a parlare di sport nel nostro focus dedicato appunto al calcio, condotto da Angelo Gagliano. Grazie e a tutti una buona giornata.